Si è conclusa la rifinitura del Catania, domani di nuovo in campo con la Vibonese alle 15 al Massimino. Mister Ferraro, quali le sensazioni e un tour de force che prosegue? Sì, le sensazioni sono positive, ho visto i ragazzi motivati, hanno voglia, c'è un'applicazione, soprattutto capiamo l'importanza della partita che affrontiamo domani contro una buona squadra allenata dall'allenatore Modica che fa un calcio spumeggiante e soprattutto di grande aggressività. Però noi siamo il Catania, pensiamo a noi, sappiamo l'importanza di questa sfida e soprattutto che bisogna vincerla. Alla fine più vittorie facciamo e più consolidiamo il primo posto, meglio è, per noi, per i tifosi e per la società. Rispetto alle previsioni di inizio campionato, la Vibonese è un'altra delle formazioni accreditate per la conquista della vittoria finale. È il primo big match, il primo scontro di cartello? Sì, sicuramente. La Vibonese è una delle squadre accreditate a stare nelle zone alte della classifica. Ne bisogna preoccuparsi degli avversari, però siamo il Catania, abbiamo una squadra di giocatori importanti, una città importante, abbiamo un gruppo di atleti soprattutto che capiscono di quanto per noi ogni domenica ci giochiamo il primato e soprattutto di dare gioia ai nostri tifosi. La rosa ampia le consente comunque di avere un'ottima possibilità di scelta nonostante le numerose indisponibilità. Recupera qualcuno? La rosa è ampia, recuperare credo che non recuperiamo a nessuno rispetto alla settimana scorsa che abbiamo fatto a Licata, però come ripeto il direttore e la società ha fatto grossi investimenti, sono tutti quanti titolari di questa maglia e soprattutto siamo funzionali al progetto. Ogni giocatore con i 5 cambi è parte integrante di una partita. Proprio domenica abbiamo fatto i 3 cambi in avanti e tutte e 3 hanno costruito la seconda rete con De Luca. Significa che non sono cambi ma sono titolari che in quel momento della partita non vengono scelti e poi quando vengono utilizzati danno il contributo. Questo lo sanno bene i calciatori perché questo discorso gliel'ha fatto bene il direttore e la società. Questa è la mentalità che abbiamo avuto a Licata domenica, una squadra aggressiva, combattiva. Adesso quando cresciamo ancora di più di condizione fisica, miglioriamo anche un po' più di qualità di gioco, sicuramente vediamo un Catania diverso. Saranno 2 in pochi giorni le gare consecutive al Massimino, è un aspetto sul quale ha riflettuto oppure al momento è il caso di pensare ad una partita per volta? No, credo che bisogna pensare una partita per volta perché poi è inutile fare i pensieri troppo lunghi. Ora pensiamo di affrontare questa partita domani in casa davanti ai nostri tifosi, dargli gioia, dargli emozioni, trascinare al nostro gruppo, fare il Catania settimana per settimana che migliora, c'ha ritmo, gara, c'ha voglia e soprattutto incominciamo anche sia nei cambi di qualcuno dalla panchina che potrebbe giocare titolari che sono importanti per questa causa. Se lei dovesse esprimere in percentuale la realizzazione del progetto tecnico che ha immaginato fin dall'inizio della stagione per il Catania, in questo momento siamo al? In questo momento siamo al 70% di una squadra. Catania c'è ancora il 30% di potenzialità che bisogna fargli esprimere. Non ci dimentichiamo che il Catania è partito il 3 agosto, diciamo che una rosa di 17-18 calciatori abbiamo formato intorno al 17-18 agosto e da lì in poi c'è stato tutto, ogni settimana arriva qualcuno. Per questo adesso la conoscenza dei calciatori, li mettere insieme, al di là del modo, della tattica e della tecnica, l'importante è metterli insieme con la testa, no? Che con la testa di squadra, di gruppo e soprattutto di mentalità che ognuno di loro ce l'ha, ci fa vincere questo campionato. Infine lei insiste molto su un concetto che è quello della necessità di impiegare gli under alla luce del regolamento. Il messaggio che arriva è bisogna prima valutare l'impiego degli under e poi magari costruire intorno a loro l'ossatura della squadra di volta in volta. È esatta la nostra interpretazione? Sì, esatto, perché noi giochiamo in porta con un portiere under e poi devo giocare 3 under in avanti. E allora dopo i 3 under che giochi in avanti nei ruoli che abbiamo e abbiamo la fortuna di avere degli under di qualità
eppure in diversi ruoli. Da lì poi giustamente si scelgono gli altri 7 che devono andare in campo. Per questo a volte bisogna avere ben chiaro questo concetto e ben chiaro alla valutazione che qualche calciatore qualche volta non può partire dall'inizio della partita, ma non per una scelta tecnica, ma per una scelta di lettura della partita e anche di far respirare qualcuno.